questa coppa, mentre l'Ardea da assoluta protagonista di questa kermesse, poiché destinerà anche la formazione giovanile dell'Under 19 al trofeo in quel del Pala Principi il prossimo 27 marzo, vorrà proseguire nel proprio sogno Ardea, che l'ha pregustato battendo i bolognesi nella giornata di ieri attraverso l'astro indefinito di Jader Fornari, protagonista assoluto con la doppietta, poi con l'autogol che ha propiziato, poi realizzato da Mazzara, che oggi è di nuovo sul punto di battuta per girare quello che sarà il primo pallone della semifinale numero 1 della Coppa Italia Serie B qui nelle Marche. Si gioca, è iniziato il primo atto delle semifinali, subito la giocata di Silveri, schema velocissimo dei laziali e prima occasione già dopo il punto di battuta, dopo aver iniziato dal punto di battuta. Si fa prendere alle spalle il Diaz, che adesso prova la discesa con Dell'Olio, cerca il destro. Dell'Olio, tornando al tema dei protagonisti indiscussi della prima giornata di queste di fatto Final 8 che sono state inaugurate ieri qui ad Urbino al Pala Carneroli. Anche Dell'Olio naturalmente riceve la menzione. Adesso Esposito, se ne va Esposito fino al dribbling intentato a tu per tu con Di Ciaula, che però dice di no, e dunque continua anche lui il personalissimo grande Torofeo, dopo che ieri ha propiziato con la salvaguardia dai calci di rigore in 2 occasioni il passaggio del turno della formazione proveniente da Bisceglie. Adesso apertura di Salguero, che cerca direttamente la profondità, poi pallone straordinario di Fornari dall'altra parte, dove arriva in discesa Silveri, e dunque primi corridoi costruiti da Jader Fornari, entrambi per il numero 11, questa volta passando dall'auto di destra, dopo che in avvio si era reso protagonista di quel pallone a tagliare tutta la difesa. Adesso Fornari recupera il pallone, c'è la deviazione ultima da parte di Salguero a chiudere la discesa dell'astro brasiliano. Esposito cerca ancora una volta il riferimento più avanzato composto da Jader Fornari. Rimessa con i piedi la prima della gara per i biancorossi, quest'oggi biancorossi, ovvero i ragazzi allenati da mister Gabriele Masci, che lo ricordiamo sarà protagonista anche con l'Under 19 venerdì 27 marzo al Pala Principi, per quanto riguarda un'altra semifinale, quella contro l'Orangia Asti, da disputarsi nell'ambito della competizione legata all'Under 19. Quest'oggi dunque per lui antipasto di tutto rispetto, naturalmente, se così possiamo chiamarlo. Adesso Pedone prova a suonare la carica, serve De Cillis, che però non riesce ad intervenire con il controllo su questo pallone, e dunque si riorganizza attraverso Sir Giusti l'Ardea. Esposito, transizione sull'auto di sinistra dove c'è Silveri che appoggia lì di fianco allo stesso Esposito. Dai vai di Esposito, Fornari prova ad imbucare, poi Sir Giusti sul secondo pallone, può ripartire il possibile 3 contro 1 del Diaz, palla fino a Salguero che poi però si perde sul più bello
grande chiusura però di Sergiusti in ripiegamento a sbaragliare i tentativi mancini di uno come Jesus Salguero. Adesso Diaz che cerca il destro attraverso Silvio Dell'Olio. Salguero che ha tagliato il nastro di fatto in tema di marcature in questa competizione nella giornata di ieri, perché contro il Super Ecum nel primo quarto di finale aveva aperto lui le danze un po' in generale di tutta la manifestazione organizzata dalla divisione calcio A5 qui nelle Marche. Ricordiamo, manifestazione che oltre a porre in palio la coccarda della Serie B mette sul piedistallo anche tutte le altre categorie in questione, ovvero Serie C, Under 19, Serie A2, Elite, Serie A2 e ultima, non ovviamente per importanza, anche Serie A. Insomma, il maxi evento nelle Marche si sta rivelando a mano sempre più ricco, perché quest'oggi nel mentre ad esempio si gioca a Cerreto Desi per quanto riguarda le semifinali, la Final Four della Coppa Italia Serie C, e si gioca anche per quel che concerne la Serie A2, sempre la Final Four di Serie A2 al Palatricoli di Iesi, stesso Palatricoli di Iesi che domani ospiterà proprio la finale che si stanno giocando in questo momento Diaz ed Ardea. Qui pallone fino a Salguero però non riesce a ricevere da Silvio Dell'Olio, la premiata dita che ieri ha confezionato il packaging per il passaggio turno di questo Diaz, che poi comunque aveva faticato fino ai calci di rigore dopo che aveva fatto protrarre il leitmotiv del doppio vantaggio rispetto al Super Ecum per una trentina di minuti. Poi c'era stato il grande rimontone da parte degli abruzzesi, addirittura fino al 6-5. Qui intanto Salguero cerca il mancino di Domenico, deve rispondere di no alla puntata di Salguero e rinvia per far costruire a 3 l'Ardea. Adesso Esposito ci ha scavalcato la metà campo, si prende un rischio contro Salguero appena dopo la linea di mezzo. Guadagna addirittura la possibilità di andare a battere il Diaz, perché l'ultimo a toccare era stato proprio Esposito, con Salguero che nel mentre ha fatto la staffetta per dare il cambio a José González Campana. Di Ciaula cerca lo stesso Campana, che però viene accompagnato in rimessa da Silveri. Giocata di De Cillis, che poi si deve far rispondere di no di Domenico. Bella giocata da parte di De Cillis, che adesso è tutto solo. De Cillis cerca il tocco sotto, troppo timido, troppo raggrinzito, facile per Di Domenico, che lo aspetta lì. E dunque l'Ardea gioca già il pallone per cercare la controffensiva, ma il Diaz chiude. Ancora De Cillis che prova nel dribbling rispetto ad Esposito, dice di no Esposito, che poi si scambia le mansioni con il fresco subentrante Tatu Mirak. Ieri è stato un'ira di Dio nel secondo tempo l'ucraino, e l'arma dunque viene riproposta da Mister Masci anche nelle primissime battute di questa semifinale. Qui conclusione proprio di Tatu Mirak, mentre se ne vanno i primi 5 minuti e 35 secondi in questo primo tempo. Corner per l'Ardea. Si va da Fornari che poi pesca sul secondo palo. Mrak l'ha sbloccata con l'assistenza in volée
di Fornari, che siamo certi la palla per Mrakli non ce l'ha messa a caso. 1-0 dell'Ardea con il primo centro in veste marchigiana del suo numero 10 Simone Mrak. 1-0 e dunque Diaz sotto, in avanti l'Ardea. Si sblocca la semifinale numero 1, adesso proprio Dell'Olio prova a far ripartire velocissimo il Diaz, Fornari però intercetta, poi prova ad autolanciarsi Jader Fornari, che come se non fosse bastata nella giornata di ieri quella prestazione sontuosa, ha già dato via anche a questa nella semifinale con un assist davvero al bacio. Ora cerca il tacco per Mrak, che si butta nello spazio, ma c'è la deviazione da parte di Lovino e dunque Ardea che batte con i piedi. Cambia lato dalla parte di Mrak. Musilli adesso però deve indietreggiare Mrak perché perde la possibilità dell'1 contro 1. Dell'Olio passa anche su Tatumirak, poi Mrak cerca di mettere ordine con Fornari e poi Musilli modera i termini di questo pallone. Mrak non riesce a controllare con la suola questo pallone. Tocca dunque al Diaz gestire il pallino. Pedone. Fornari recupera nella tre quarti difesa dei pugliesi e poi si guadagna una rimessa preziosa con i piedi. Fornari va da Musilli, cambio campo da Mrak che lascia sul posto Salguero, poi c'è la conclusione da parte di Musilli. E corner però, perché Di Ciaula qui si è dovuto ingegnare nella parata alta. Va proprio Musilli, intercetto di Salguero che poi si autolancia, gran giocata, Salguero non passa nel tunnel che sembrava averli lasciato lì Di Domenico, ha già rinviato l'Ardea che è dall'altra parte, cerca il pallone verso Tatumirak, Jader Fornari, poi nel tentativo di strappare questo pallone ed autolanciarsi ha commesso fallo Lovino, primo intervento irregolare della gara, sanzionato dalla direzione arbitrale, che lo ricordiamo quest'oggi è composta dal signor Generoso Uva della sezione di Torino, dalla signorina Maria Teresa Cassano della sezione di Policoro e dal signor Edoardo Di Gregorio proveniente dalla sezione di Taranto, terna coadiuvata dal cronometrista Raffaele Casola direttamente da San Benedetto del Tronto. Diaz che deve inseguire e adesso serve Salguero accompagnato sul fondo da Tatumirak, che dunque affida la mansione del rinvio dal fondo a Di Domenico. Tatumirak cerca un destro che senza troppe pretese però sfocia in un corner e lo abbiamo visto, l'Ardea gode di una certa meticolosità in un certo senso a partire dalle palle native, l'abbiamo visto prima con l'assistenza che Fornari ha costruito proprio a partire dal corner, adesso gioca dietro lui il pallone, conclusione verso la porta con Musilli che lascia scorrere e quasi non sorprende Di Ciaula, è andato vicinissimo praticamente alla doppietta Mrak perché non c'era stata la deviazione di Musilli, ora va a battere proprio lui. Puntata di Musilli, facile lettura per Di Ciaula che porta al petto il pallone per rilanciare fino a Lovino, intenta il dribbling, Lovino in extremis trova una conclusione velleitaria perché Di Domenico ha bloccato e rimesso in gioco. Occhio a Silveri, Silveri va da Fornari, deve immolarsi José González Campana,
Musilli va da Silveri, dribbling di Silveri che poi cerca il pertugio, deviazione favorisce Lovino che poi finisce in terra nel vis-à-vis con Andrea Musilli, tutto a rigor di norma, se possiamo così dire, secondo la direzione arbitrale, perché non c'è fallo e quindi nemmeno il fischio. Si riparte dalla rimessa, Tatumirak si autolancia, intervento durissimo su di lui di Lovino, che qui rischia l'ammonizione, ma c'è il richiamo per lui, Tatumirak, che praticamente si era ritrovato per buono quel pallone, praticamente sfruttando una sorta di flipper con Campana, quasi come giocando a battimuro con un suo avversario. Sarà autolanciato l'ucraino, adesso rimane in terra uno staccanovista, il numero 20 Roman Tatumirak, come abbiamo potuto apprendere ieri. Davvero tanta quantità, tanta qualità anche per lui, che adesso anche piuttosto zoppicante sembrerebbe dover abbandonare il campo. Speriamo naturalmente solo momentaneamente. Gli subentra Silveri quando mancano 13 minuti e 8 secondi ed è 1-0 per l'Ardea. Lo stesso Ardea che adesso deve un attimo fare a meno del calcettista ucraino. Adesso batte il calcio di punizione, probabilmente passando da Fornari, la formazione laziale. Fa Jader Fornari che cerca direttamente la porta e quando la mette nelle sue mire non sbaglia. 2-0 per l'Ardea con il colpo basso del brasiliano che tiene rasoterra il pallone con il collo e fa 2-0. Ancora una volta lui a propiziare la seconda marcatura dell'Ardea, dopo che con il gol di ieri di tacco aveva fatto 2-2 contro il Villafontana. Adesso invece continua a spalancare la corsia preferenziale che sta percorrendo l'Ardea fino alla finale. Naturalmente c'è di mezzo ancora un'eternità e dunque 2-0 per l'Ardea, sì importante ma non ovviamente definitivo. Adesso prova ad andarsene Mrak, che deve andare a sbattere però su Lovino, anzi su Jodice, scusate il refuso. Adesso proprio Jodice va su questo pallone in profondità, c'è l'intervento di Esposito e batte Jodice. Lasciato lì il pallone per Lovino che cerca di girarsi, preferisce andare direttamente verso la porta quando c'era Salguero, probabilmente a rimorchio. Adesso cerca di andarsene a Silveri, che però deve indietreggiare rispetto al punto di battuta. Adesso si passa da Giuliani, grande giocata di Giuliani, e poi Esposito che cerca il dribbling in seconda battuta perché c'era stato l'intercetto. È bravo Dell'Olio a portare via definitivamente questo pallone per innescare
la ripartenza. Dell'Olio lascia lì per Lovino, che alla fine non trova i pali, piuttosto un pallone che poteva diventare buono al centro dell'area di rigore, anche se a quell'altezza difficile per Iodice, che nel mentre stava occupando la zona. Adesso proprio Lovino cerca di andarsene con il dribbling. Pallone che scorre in rimessa laterale per l'Ardea di Domenico. Ha ricevuto e cerca il rinvio. Esposito per poco non anticipa Di Ciaula. Adesso Dell'Olio accelera il Diaz. Dell'Olio guadagna rimessa con i piedi dopo la giocata con il doppio passo. Batte Dell'Olio per Salguero. Salguero cerca un dribbling, poi vince il corner. Salguero che gioca davvero alla stragrande con il pallone sotto la suola. Ora Dell'Olio, grande impatto, ma non inquadra lo specchio. E allora Di Domenico cambia campo direttamente con il lancione. Silveri non tocca il pallone e dunque Dell'Olio. Adesso Di Ciaula, dopo il rimpallo che ha favorito addirittura l'estremo difensore dei pugliesi. Silveri strappa questa palla a Iodice e poi se ne va anche a De Cillis. Silveri da Di Domenico, cerca l'uscita attraverso l'ultimo baluardo l'Ardea, ma è impreciso con i piedi l'estremo difensore laziale e dunque il possesso è di Salguero. Palla c'è, palla non c'è di Salguero, che poi cambia lato da Dell'Olio. Ancora un dribbling, Dell'Olio ad impattare contro Bernoni, che non lascia libero lo specchio ed intercetta De Cillis. Gioca con Salguero. Salguero col sinistro e ci vuole l'intervento qui di Di Domenico, perché Salguero sposta la velocità della luce. Ancora Salguero verso il centro. Lovino, Iodice ad altezza secondo palo, prova a coordinarsi con la gamba mezz'aria ma non riesce. Adesso rinvio che quasi favorisce l'Ardea direttamente, poi Di Domenico deve mettere ordine. Fuori misura il pallone per Giuliani, grande occasione quella di fatto costruita da Salguero trovando Iodice. Adesso Salguero, ancora lui a condurre, vuole lo stesso Iodice in verticale. Controllo difficile da orientare quando se ne stanno andando i primi 10 minuti di gioco qui al Pala Carneroli. Per quanto riguarda la prima semifinale di Coppa Italia Serie B sta regnando l'Ardea, mentre il Diaz sta provando a cercare la via giusta per disturbare questo 2-0. De Cillis con la puntata dopo il dribbling su Silveri, non crea però noie a Di Domenico dopo il grande dribbling sull'out di sinistra. Dunque sospiro di sollievo per Di Domenico, che si era visto arrivare questo grande impeto di De Cillis. Ora Dell'Olio che deve cambiare lato da Iodice prendendosi qualche rischio. Rinvio su Salguero che però non può scavalcare Esposito, bravo a tenere a bada il movimento alle spalle del diretto avversario.
riparte con Bernoni, la manovra dell'Ardea che adesso sta trovando un po' più di difficoltà nel costruire da dietro. Allora Dell'Olio gioca con Salguero, Silveri sporca questo pallone ma poi non riesce ad autolanciarsi, e allora Iodice prova ad aprire sulla destra da Salguero, che non è mai una cattiva idea, ma in questo caso c'è l'intercetto di Silveri, rimessa con i piedi già battuta per il Diaz. Dell'Olio sposta e calcia, Dell'Olio ambisce al secondo palo con il destro di collo e poi è vistosamente contrario alla decisione di non assegnare il corner, che però da quassù era sembrata corretta, perché non ce ne sono state di interferenze all'apparenza rispetto a questa conclusione che si era ben preparato Silvio Dell'Olio ieri, propiziatorio del gol del 6-6 a 3 dal termine, con cui di fatto il Diaz ha trovato la seconda vita dei calci di rigore per staccare il pass che adesso sta cercando di massimizzare qui in questa semifinale del Palacarneroli. L'impresa è ardua però, perché l'Ardea è sopra di due. De Cillis viene incontro, prova a cambiare fino a Salguero che cerca la puntata e poi crampi per lui, rimane in terra. (11 minuti e 47 secondi), 2-0 per l'Ardea. Per chi si fosse collegato in questo momento, lo ricordiamo attraverso le reti di Mrak e del solito Jader Fornari, che non ha lasciato scampo a Di Ciaula, andando a gonfiare del terzo gol in 2 giorni la stessa rete che ieri aveva riempito con una doppietta. Il brasiliano davvero gode di una caratura straordinaria per il nazionale e per la quarta categoria. Di questo, avendo calcato a più riprese anche i campi della Serie A in carriera. Ora rinvio di Di Domenico che va da Tatu Mirak. Bello il tentativo di Tatu Mirak, ma De Cillis pone il veto appena prima che Sergiusti avesse potuto controllare questo pallone. Sasso entra per la prima volta nelle rotazioni di mister Di Chiano, che sta cercando di giocare il più possibile le proprie carte per riaprire. Qui Tatu Mirak cerca di coordinarsi per il cross verso il centro di prima intenzione sul lancione di Di Domenico. Le doti atletiche certo glielo permettono, perché l'ucraino ha dimostrato davvero di godere di un eclettismo molto molto importante. Dell'Olio va indietro da Di Ciaula, che deve giocare con De Cillis, in qualche modo passa nello stretto, poi però arriva Sergiusti a fare densità in mezzo al campo. Silveri manda in fumo il ripiego del compagno in maglia numero 5. Allora occhio a De Cillis che tiene raso terra la puntata. C'è una deviazione ed è corner dunque per il Diaz, che va a battere proprio De Cillis. Sergiusti quasi non inganna Di Domenico con questa deviazione. Va a battere dall'altra parte allora il Diaz, perché il corner salva dall'autogol Sergiusti. Sasso, pallone che torna buono per Pedoni.
che fa l'occhiolino allo specchio difeso da Di Domenico, ma poi non inquadra le misure dei pali. Dunque rinvio per Di Domenico. Ancora al lancione fino a Jader Fornari, che nel tu per tu con pedone riesce comunque a guadagnare una preziosa rimessa. Batte Silveri, cerca Sergiusti, corpo troppo all'indietro però nel tentativo aereo. Il pallone finisce alto sopra la traversa difesa di Ciaula. Si mette a due con Dell'Olio e Pedone. Il Diaz per cercare di scavalcare il fronte. Di Domenico non precisissimo, poi come può spegne questa azione. In rimessa De Cillis gioca all'indietro dove c'è Pedone. Dell'Olio, intercetto di Sergiusti in pochi metri fino a Fornari. Tacco di Fornari che stavolta si coordina per andare con il tacchetto di mancino e non di destro. Ancora Fornari e poi Tatumirak che prova a sbloccare dall'altra parte Sergiusti. Che occasione per l'Ardea, che qui aveva recuperato solo tre quarti, adesso rimane da quelle parti Mrak, che ambisce a Fornari sul secondo palo. È provvidenziale in questo caso Capitan Pedone per il Diaz. Tocca a Mrak che sblocca Fornari. Solo soletto e quasi letale per l'Ardea, perché non puoi lasciare uno spazio del genere al predatore brasiliano. 40 gol in campionato per lui. Adesso se ne va De Cillis, almeno in prima istanza. Poi c'è una deviazione che favorisce comunque la rimessa con i piedi in favore del Diaz. De Cillis cerca la puntata. Ancora a sbattere però sulla muraglia dell'Ardea. Cerca Dell'Olio questa volta, il numero 9 dei pugliesi. C'è Tatumirak che andrà a raccogliere il cambio rimessa favorevole ai laziali. Jader Fornari mette giù il pallone e poi in qualche modo gioca all'indietro da Di Domenico senza mezze misure per non rischiare nulla. L'estremo difensore dei ardeatini Diaz in possesso con Sasso, raddoppiato da Tatumirak e Mrak. Sergiusti prova a liberare come può, poi Dell'Olio che si ritrova questo pallone vacante e con lo spazio dinanzi a sé aperto per la conclusione non disdegna. Rispetto a questa Di Domenico deve liberare in corner. Va a battere De Cillis, mette giù il pallone, cerca direttamente Dell'Olio che poi va a vuoto, così come i marcatori davanti a lui, ovvero Sergiusti e Mrak. Che occasione per il Diaz, perché l'Ardea è sempre abbastanza titubante in queste situazioni. Anche ieri l'abbiamo visto, la palla inattiva qualche volta su corner, il pallone scorre in maniera piuttosto pericolosa, specie quando c'è Sergiusti che è bravo in interdizione ovviamente, ma qualche volta in occasione da palla ferma dal corner ha lasciato qualcosina al caso. Mentre Mrak, grande slalom per Tatumirak che poi si fa ipnotizzare da
Di Ciaula. Probabilmente il dilemma qui era tra la conclusione diretta verso la porta o l'assistenza per Fornari, e nel mezzo non ha saputo rendersi pericoloso a dovere l'ucraino, quindi intanto Fornari prova a coordinarsi con l'acrobazia che nel repertorio di questi 2 giorni è mancata, ma sicuramente non ci meraviglia più di tanto un giocatore Fornari davvero poliedrico, per utilizzare un eufemismo quasi a tutto tondo. Il pivot brasiliano, ora rinvio di Domenico, che però non innesca un controllo da parte di nessun ardiatino. Il Diaz ha già rigiocato in avanti con Lovino, che strozza troppo questa conclusione dopo essersi allargato quasi senza poter rimediare a nulla di più che questa giocata, nel mentre Silveri ne fa una davvero straordinaria. Silveri apre il destro, ma Di Ciaula non rischia chissà quanto in questa situazione. Era stato bravo Silveri in preparazione praticamente solitaria nell'arco di questa ripartenza, tutta orchestrata ad personam quasi dal numero 11, che adesso prova a ringhiare su questo pallone, che però comunque Diaz riesce a tenere vivo. Gran giocata di Salguero, e poi prova l'uscita di Domenico con Salguero spalle alla porta. Qui c'è stato un contatto tra i due, ma naturalmente Salguero, essendo spalle a Di Domenico per intentare questa coordinazione, non può aver ambito a commettere fallo sull'estremo difensore. Comunque il pallone era finito in rimessa dal fondo e in questo caso Di Domenico ha riconsegnato la sfera tra gli applausi, perché probabilmente una deviazione comunque dell'estremo difensore appunto c'era stata contro Salguero. Qui Musilli sul pallone vacante, Musilli fino a Fornari, c'è dell'olio che si frappone al tentativo di innescare il brasiliano. Non una cattiva idea, perché quando Fornari occupa gli spazi centrali all'area di rigore, diciamo che rappresenta il nemico pubblico numero 1 per il Diaz. 5 secondi da giocare in questo primo tempo. Stanno conducendo gli ardeatini, che ora battono dal corner. Mrak riceve da Silveri, Mrak sposta sul piede forte, bella giocata di Mrak, che poi serve Fornari, il pallone filtra e Fornari se lo ritrova, buono, calcio di punizione e ammonizione per Lovino, che di fatto qui ha ostruito in maniera preponderante il tentativo di Fornari, che si era ben preparato le modalità con cui girarsi per andare al sinistro verso la porta. Insomma, il pericolo incombeva piuttosto sostanzioso dalle parti della tre quarti difesa dal Diaz, e dunque diciamo che gli estremi per il giallo, una volta sanzionato il fallo qui, erano sacrosanti. Calcio di punizione da posizione piuttosto similare rispetto a quella che aveva sancito il 2-0, e sul punto di battuta c'è ancora una volta lui, Jader Fornari. Insomma, déjà vu non dei migliori per il Diaz in questo caso. Brasiliano sul punto di battuta che si scambia qualche parere con Mrak. Sono stati proprio loro due a propiziare il doppio vantaggio che sta sorreggendo qui al Palacarneroli. Lascia il pallone questa volta Fornari per Mrak, scambiano i due e ancora una volta la premiata vita Mrak Fornari a confezionare il nuovo vantaggio dell'Ardea. Non sbaglia Jader Fornari, che fa doppietà anche qui, anche quest'oggi
per il suo Ardea, 3-0 con l'ennesimo sussulto del brasiliano che prima abbandona il punto di battuta e poi attacca praticamente l'ultimissimo metro in profondità per mettersi con il corpo orientato verso la battuta in rete. Mrak lo serve, lui non sbaglia, 3-0 per l'Ardea, 3:47 da giocare, 4:47 pardon, da giocare in questo primo tempo e triplo colpo inferto ora dai laziali, abbastanza difficile da gestire per il Diaz, che lo abbiamo detto ieri ha risentito di un dispendio energetico non indifferente per accedere fin qui, perché i ragazzi di mister Giuseppe Di Chiano avevano trascorso con 2 gol di vantaggio una grandissima parte del primo quarto di finale prima di veder tutto spazzato via dalla rimonta fino al 6-5 del Super Ecum, e dunque chissà che quegli sforzi di ieri non possano rappresentare una delle attenuanti odierne cui fa riferimento. Adesso intervento su Fornari e chiarimento fra Salguero e Silveri, entrambi in maglia numero 11. Direttore di gara che fa da mediatore per l'appeasement tra i due avversari. È comunque rimessa con i piedi perché era stato Fornari a cercare la serpentina intercettata poi da Lovino. Adesso Lovino va in pressione alta su Di Domenico, deve naturalmente badare poco a spese in questo caso l'estremo difensore dei laziali, perché la pressione era arrivata fortissima in quel caso di Lovino, che adesso si trova buono il pallone. Lovino prova a sterzare sul piede sinistro Lovino, ma Di Domenico sventa in corner in caduta. Gran bell'intervento da parte di Simone Di Domenico, che qui al tu per tu dice di no a Lovino. Batte verso il centro dell'Olio, sbarra la fessura ad altezza primo palo lo stesso estremo difensore protagonista di poco fa. Eccolo ancora dell'Olio che cerca il medesimo tentativo. Stavolta non serve la deviazione di Domenico perché ci ha pensato Musilli. E dunque terzo corner in stretta successione per il Diaz. Vediamo se passa da qui il tentativo di riaprirla. Puntata cercata da Pedone, pallone che si innalza e deve metterlo a terra Musilli, poi Mrak in bello stile, Musilli aggancia questo pallone e poi serve Fornari, c'è l'allaccio con Pedone, tutto regolare. Qui aveva compiuto la transizione davvero nel migliore dei modi l'Ardea, dopo che Mrak non so quanto volontariamente aveva alzato quel pallone, che poi però si era rivelato utile a Musilli, innanzitutto per farci un po' godere di quel gran controllo aereo e poi per cercare di dettare la giocata fino a Fornari, che poi è stato intercettato. Adesso Musilli porta il break e serve dietro Silveri. Silveri se ne va in dribbling, gran giocata di Silveri. Silveri fino in fondo e poi è calcio di punizione per l'Ardea, fallo protrattosi fino alla tre quarti ultima difesa dal Diaz, e dunque la sommatoria un po' delle trattenute, degli interventi ha comportato il calcio di punizione. Questo è il quarto fallo commesso dal Diaz a 3:33 dalla fine della prima metà di questa prima semifinale di Coppa Italia Serie B dal Pala Carneroli.
Calcio di punizione con Jader Fornari a scandire come solito i tempi da questi. Tatu Mirak riesce ad andare verso la porta come al solito, sintomo del fatto che dalle palle inattive i laziali giocano davvero a memoria. Ora Tatu Mirak prova il suggerimento aereo, ma Salguero dice di no in coadiuvazione con Dell'Olio. Poi il dribbling in banda del numero 11 va a spegnersi nella rimessa laterale opposta, perché gioca Mrak. Prova a passare Mrak, l'ultimo a toccare è stato lui, anzi no, è stato Salguero, e dunque gioca lui il pallone, proprio Mrak. Serve Fornari con Dell'Olio che non ha deviato questo pallone, di fatto ingannando anche Fornari che si era disinteressato. Velo che comporta il possesso palla attualmente mantenuto dal Diaz. C'è Dell'Olio che cambia con Salguero, il pallone arriva a Tatu Mirak in pressione alta, indemoniato Tatu Mirak. Ora apertura di Dell'Olio con il cambio sull'out di destra, deviazione di Jader Fornari. Va a battere proprio Dell'Olio insieme a Salguero. Riparte però l'Ardea e Jader Fornari cerca di controllare con il piede forte questo pallone. Non riesce perché di mestiere Salguero lascia scorrere. Rinvio di Di Domenico che si appoggia a Mrak, poi è impreciso il numero 10 Ardeatino, riesce nella gran giocata Campana. C'è palo colpito dall'argentino, tenuto basso questo tentativo anche piuttosto pericoloso. Ora Tatu Mirak cerca di ingaggiare la ripartenza. Tatu Mirak davvero non si tiene, è una costante, una spina nel fianco, continua. Adesso Di Ciaula deve districarsi da una situazione piuttosto intricata che per sue fortune si spegne semplicemente in rimessa. Qui Esposito aveva mediato fino a Tatu Mirak, ultimo a toccare l'ucraino, deve uscire da dietro il Diaz che preferisce ovviamente farlo tramite Di Ciaula che si allarga. Di Ciaula, buona idea di Di Ciaula, ma meno quella di Iodice che non trova l'aggancio. Batte l'Ardea. Tatu Mirak va da Musilli, arriva la chiusura di Iodice che aveva provato tramite questa a far ripartire direttamente il Diaz. Musilli conduce, poi rischia con Salguero a tu per tu con Di Domenico. Ancora una volta dice di no il numero 99 dell'Ardea, e poi esulta. Adesso il pallone si impegna, Di Domenico mette ufficialmente fine a questa doppia noia che passava dalle sue parti. Interventi importanti quelli di Di Domenico in questo primo tempo. Adesso Tatu Mirak, preciso di prima intenzione, riesce a servire Musilli che ha cambiato lato dove c'è Silveri. Esposito, verticalizzazione e poi occupa il centro dell'area di rigore. Esposito insegue questo pallone fino al 4-0, si immola in scivolata col sinistro e dunque va a premio avendo innescato lui questa transizione. Gran bella giocata dell'Ardea, gran bella giocata di Esposito che non demorde e si immola per il mancino del 4-0. Gol ancora una volta a separare di un'ulteriore misura Diaz ed Ardea.
Adesso Dell'Olio, anzi Campana, scusate, Campana cerca la puntata, poi intervento durissimo dello stesso che va a prendersi il giallo proprio ai danni di Esposito, lo stesso Esposito che poco fa ha fatto 4-0. Qui intervento molto molto duro, quello di Campana, che naturalmente non può esimersi di fatto dal beccarsi il giallo. Rimane in terra Esposito. È un'Ardea che, come era stato un po' proclamato alla vigilia della kermesse cui stiamo prendendo parte, cui stiamo assistendo tutti tramite la divisione calcio 5, era venuta qui nelle Marche per vincere, come aveva proclamato Jader Fornari, che poi alla propaganda, diciamo, ha allegato i fatti in questo doppio impegno che sta attraversando la sua squadra, e lui in primis. Anche oggi doppietta per Jader Fornari, protagonista assoluto, come se servisse sottolinearlo. Intanto se ne va Giuliani, che poi prova l'apertura dall'altra parte dove c'è Bernoni, ma l'intercetto è importante di Campana, va da Salguero, poi Bernoni è provvidenziale nel ripiego e non lascia scampo al Diaz, che qui era stato bravo a sfruttare Campana prima e Salguero poi per avvicinarsi a Di Domenico. Adesso ancora Salguero e poi il pallone buono per il 4-1 di Lovino, che passa con veemenza, passa con la tigna, e poi di Mancino stavolta non trova opposizione da parte di Di Domenico, e questa è una notizia, perché per la prima volta il Diaz riesce a sbaragliare il muro innalzato da Di Domenico a 22 secondi dalla fine di questo primo tempo. Nuova linfa per il Diaz, che dunque va sotto di 3. Bravo Lovino a strappare quel pallone e poi anche a condurlo con il passo giusto per coordinarsi attraverso il mancino e fare 4-1. Proprio lui, che è pugliese, ha riaperto la contesa. Adesso il prolungamento di Sergiusti, che trova Tatumirak con la sponda di testa, e allora l'ucraino va a prendersi l'abbraccio di tutta la panchina, perché l'Ardea non ne vuole sapere di lasciare nulla al caso, e trova il 5-1 10 secondi dopo il gol che aveva apparentemente scalfito questo primo tempo perfetto. Ancora una volta l'ucraino che va a esultare con i propri compagni. Ora Mancino di Lovino. Adesso siamo davvero sulla schizofrenia in questo finale. Intercetto di Sergiusti. Non c'è più tempo per quanto riguarda la prima metà. L'Ardea va a riposo sopra di 4 rispetto al Diaz, grazie alle reti di Mrak, il doppio timbro di Fornari, quello di Esposito, e poi questo qui in ultima istanza di Tatumirak, che ha rimesso le cose nello stesso piano di quello che stava andando a conformarsi appena prima del gol di Lovino. Insomma, 5-1 per l'Ardea, tutto indirizzato apparentemente in maniera positiva per i laziali, ma al secondo tempo qua al Pala Carneroli naturalmente è tutto da vivere e noi non vediamo l'ora di farlo. Ci sentiamo dopo.
non è finita finché non è finita in maniera piuttosto eloquente, direi. Il Diaz è tornato in campo ben prima dell'Ardea, come ad aspettare l'arrivo della squadra che al momento è in vantaggio per 5-1, per segnalare chiaramente che ci sarà ancora da sbattagliare per questa semifinale, secondo tempo tra Diaz ed Ardea, che riparte dal 5-1 in favore dei laziali, ma con Pedone, Salguero, De Cillis e Dell'Olio che hanno preso parte al rettangolo di gioco ben prima dei laziali, come a lanciare messaggi molto chiari. Rinvio nel mentre Di Domenico mette a posto Di Ciaula, gioca con Dell'Olio il Diaz. Ricordiamo, naturalmente c'è in palio qui al Pala Carneroli di Urbino il primo pass per la finalissima di domani, che si trasferirà in quel di Iesi, in quel del Palatricoli. L'anno scorso vinse il Super Ecum, vinse il Villorba, ovviamente, scusate il refuso, e passando tra l'altro per una semifinale contro lo stesso Diaz, che quest'oggi al momento ha un piede più fuori che dentro, ma che farà di tutto per non replicare la stessa campagna dell'anno scorso, chiusasi appena prima della finale, nell'atto appena prima della finalissima. Sempre qui nelle Marche si giocò infatti al Palla Badiali la semifinale contro il Villorba, poi campione, tra i pugliesi e la formazione del Villorba, nel mentre gioca l'Ardea, il pallone tramite Di Domenico, cerca Jader Fornari che prova a prendere qualche metro per coordinarsi di testa, riesce ad impattare questo pallone ma non trova lo specchio della porta. Salguero si gira e si volta, Salguero, gran giocata, Salguero col mancino, se l'è preparata la meraviglia Salguero, che non lascia spazio ad interpretazioni quando incastra quel pallone sotto la suola e se lo gestisce un po' a proprio piacimento, giocatore che fa di questo tratto distintivo davvero la sua forza. E adesso Salguero allarga ancora verso Pedone, che prova con la puntata ad indirizzare verso lo specchio. Di Domenico ha già rinviato perché il pallone era finito ben largo. Mrak nel traffico pulisce ordinatamente il pallone da Jader Cortés, da Jader Fornari. Adesso intercetto su Mrak e puntata di Dell'Olio. Deviazione che non c'è stata, Dell'Olio è andato direttamente verso la porta. Adesso Sergiusti sbatte contro Salguero, che aveva innalzato la pressione fino al numero 5. Adesso si occupa della sfera Mrak, che gioca con Di Domenico. Di Domenico al rinvio lungo per Jader Fornari, esce Di Ciaula che schiaccia la palla a terra, poi la perde e allora Fornari che ritorna da Silveri sulla linea. Fa 6-1 il numero 11 sull'assistenza di Jader Fornari. Stavolta va a segno lui, si erano scambiati le mansioni per confezionare il 2-0 e adesso dunque riconsegna il favore al compagno il brasiliano. 6-1 per l'Ardea, con Samuel Silveri continua ad asfaltare la corsia preferenziale fino alla finale. La formazione laziale
adesso è sopra di 5. Dell'Olio trova tra le linee Salguero, gran giocata, e poi però De Cilis non riesce a entrare in contatto con questo pallone di Domenico. Sergiusti costruisce con Fornari, cerca direttamente la verticalizzazione, poi sul rimpallo di Pedone lascia scorrere in rimessa dal fondo lo stesso Jader Fornari, adesso orienta fino a Mrak, serve l'intercetto di Salguero che poi non disdegna una certa tendenza a saltare l'avversario nemmeno nella propria metà campo, nei pressi di una zona pericolosissima. Salguero comunque guadagna la rimessa che si è già azionata. Salguero, anticipo secco di Sergiusti che poi trova dall'altra parte, almeno con il filtrante Mrak, poi Fornari, il pallone si sgonfia tra le mani di Ciaula. Grande giocata di Mrak che poi trova con il tacco Silveri da Mrak che poi solo sul più bello non riesce con il piazzato. Occasionissima dell'Ardea costruita alla grande dall'estero, prima di Mrak, poi di Silveri, e infine però è mancata la postilla finale del numero 10. Sergiusti pulisce il pallone all'indietro con l'ausilio di Jader Fornari che ora prova ad agganciare e riesce nel tentativo. Il dribbling poi va in fumo perché il Diaz ha chiuso. Salguero innesca la giocata fino a Sasso che va di punta e poi Di Domenico però dice di no. Intercetto, attenzione a Lovino, Lovino sposta, Lovino s'allarga e poi però è troppo defilato per ambire a qualcosa di più. È corner, il Diaz non demorde perché sono passati 4 minuti e 5 in questo secondo tempo e ci sono naturalmente gli estremi per far partire dal nulla questa rimonta dei pugliesi. Di Domenico cerca direttamente Fornari, rinvio non perfetto da parte di Pedone e alla fine si salva il Diaz. Salguero rischia contro Tadumirak stappa il pallone, va da Fornari, 2 tempi per Fornari, dopo il rimpallo cerca di mantenere viva l'azione offensiva il numero 9. Ancora la rimessa con i piedi, il rifugio preferito del Diaz. Lovino, gran giocata, Lovino, poi serve Salguero che sposta sul destro e poi mette in bocca d'angolo con il piede meno nobile, se possiamo dirla così. È 6-2. Diaz dunque la riapre probabilmente con Salguero. Bravissimo Lovino in questa situazione a fare la spola fino all'assistenza da Salguero. Dopo lo stesso numero 11 davvero molto abile nel gioco di gambe. Ancora Lovino che accenna il dribbling, fallo di Esposito commesso sul numero 17 che è subentrato in questo secondo tempo davvero con ardore, mi verrebbe da dire, perché oltre all'assist di poco fa davvero molto prezioso anche in questa serpentina il numero 17 ha messo davvero tanta qualità, tanta veemenza. Calcio di punizione per il Diaz. C'è Salguero sul punto di battuta blu scuro che vanno direttamente verso la porta attraverso Salguero. Sbatte contro Fornari però
tentativo, quinto di movimento reiterato dai pugliesi. Dell'Olio porta fino a Lovino, guadagna il corner. Chissà che il gol del 6-2 non possa aver fatto breccia un po' sul temperamento di questo match, che fin qui è sempre stato orientato senza troppi bipolarismi, se vogliamo, dalla parte dell'Ardea. Adesso rischia Dell'Olio, c'è il sinistro di Lovino che passa dal break, poi Jader Fornari che va giù, calcio di punizione, fa giocare a nascondino il pallone Jader Fornari, e poi a risentirne in questa situazione è stato il sempre generoso Lovino. Tatumirak, grande palla per Sergiusti che controlla e poi però non riesce a dare adito a quello grande stop con cui praticamente era quasi sgusciato via girandosi. Bella giocata da parte sia di Tatumirak che di Sergiusti, abilissimo nel controllare questo pallone, come si utilizza nel gergo, con l'ascensore tra le cose in movimento in questo caso. Ora rinvio di Domenico Musilli che non riesce a costruire la gittata di testa, adesso va in pressione il Diaz, però ha recuperato proprio sullo stesso. Pedone gioca con Salguero, tra le linee c'è Dell'Olio che preferisce optare per un passaggio all'indietro, si torna da Salguero che va a scandire i tempi e i ritmi di questo power play pugliese. Dell'Olio, Salguero, finta di andare a destra, poi va a sinistra, Dell'Olio torna da lui, adesso sì che si va a destra, puntata di Pedone e palo ancora una volta colpito dal Diaz. Dopo quello nel primo palo, ancora Dell'Olio, cerca il mancino e trova l'angolino per il gol del 6-3. È tutto suo, probabilmente questo gol è tutto di nuovo in ballo. Al pala Carneroli, va sotto di 3 la formazione pugliese con la giocata di Dell'Olio che ieri aveva suggellato l'ultima marcatura della mini rimonta fino al 6-6, con cui poi diede nuova vita tramite i rigori alla formazione pugliese. Chissà che questo non possa essere un preludio di qualcosa di simile per i pugliesi. Intanto Salguero sposta sinistro di Salguero, fortissimo contro Lorenzo Giuliani. Diaz che adesso va a battere il corner sulle ali dell'entusiasmo per aver trovato gli ultimi 2 gol di questa disputa a riaprire un po' la contesa. Dell'Olio, scambio con Lovino, poi se ne va in bello stile Giuliani che cerca il sinistro, Dell'Olio però si frappone e spegne tutto in rimessa con i piedi. Silvio Dell'Olio, dopo la tripletta di ieri, che naturalmente ha avuto un peso specifico piuttosto rilevante nella qualificazione, al netto dei tempi regolamentari dei calci di rigore per il Diaz, adesso ha trovato un gol che sicuramente può avere un po' stuzzicato l'inerzia di questo match, perché ci sono 12 minuti e 27 secondi da giocare e l'Ardea è sopra di 3. Salguero, detta la superiorità numerica, Salguero cambia lato, c'è Campana col sinistro, cerca il prolungamento ma Tatumirak può ripartire dopo l'intercetto portato da Giuliani. Adesso Campana e poi ammonito Tatumirak, che qui spende il fallo in maniera plateale, in maniera vistosa e dunque in maniera altrettanto inopinabile. Si guadagna il cartellino, calcio di punizione per il Diaz, secondo fallo commesso dall'Ardea, che adesso sta facendo i conti un po' con i ruggiti del Diaz.
perché lo ricordiamo, la posta in palio è di quelle importantissime in questa prima semifinale della Coppa Italia Serie B del Palacarneroli. Lo ricordiamo, più tardi si giocherà anche la seconda a partire dalle 17, sempre qui sui canali della divisione calcio a 5. C'è Mistral Palermo contro Bissuola, altro match che promette scintille e che noi seguiremo insieme a voi, e non vediamo l'ora di sapere innanzitutto come finirà questa di semifinale, perché c'è ancora tanto da vivere. Salghero va col mancino, traversa piena e poi seconda palla per Campana, che non riesce però a trovare la porta. Che botta da parte di Salghero. Qui intanto intervento durissimo tra i compagni di squadra Rovino e Di Ciaula, entrambi a piombare in marcatura un po' in maniera simbolica di quanto questo Diaz stia riversando su questi ultimi 12 minuti di gioco, dal punto di vista dell'agonismo, dal punto di vista della prestanza, del temperamento. Intanto è rimessa con i piedi per l'Ardea, che dopo questa ultima fase, direi in apnea, ha risuperato la metà campo. Musilli cerca il centro, il pallone rimpalla curiosamente su Silveri, può pulirlo però il Diaz. Gran giocata di Campana che cerca Lovino, pallone di ritorno per Campana, che nel mentre aveva compiuto il movimento a chiudere il cerchio sul secondo palo arriva un attimo in ritardo, ed è un attimo che però conta, perché non riesce nell'impatto José González Campana, che ora va a battere con i piedi. Pallone poggiato all'indietro dove c'è Dell'Olio, riferimento più vicino Salghero. Dell'Olio, manovra a due tra Dell'Olio e Salghero, vediamo se cambia lato. Adesso no, preferisce la verticalizzazione Salghero. Flipper che alla fine fa tornare buono il pallone tra i piedi di Dell'Olio, che sposta di nuovo da Salghero. Salghero accenna al lato sinistro, poi va a destra, pallone che filtra, Lovino con il pallone che gli risbuca quasi dal nulla e con un buon riflesso aveva anche trovato la conclusione. Adesso rinvio lungo, Tatu Mirac sbatte contro Di Ciaula, esterno collo di incontro potentissimo di Tatu Mirac, e per la prima volta da quando ha subito un po' quel doppio colpo che ha riaperto tutto fino al 6-3 l'Ardea. Calcia verso la porta, difesa da Di Ciaula che sorregge, però tutto sullo stesso risultato, 6-3. Iodice va da Dell'Olio che ritorna da lui, poi c'è Salghero, ancora Dell'Olio, pallone in banca sotto la suola, adesso Salghero, difficile il controllo del numero 11 che però riesce alla fine a guadagnare comunque il massimo, ovvero la rimessa. C'è Iodice che cambia lato da Dell'Olio, pallone fino al centro di Domenico, si salva in due tempi e poi va direttamente verso la porta. Simone Di Domenico dal nulla fa 7-3, calibrando la mira direttamente dalla propria porta. L'esultanza di Simone Di Domenico, che dà una grande mano all'apprensione dei suoi. Serviva una scintilla un po' così, un po' estemporanea, quella
che nasce dagli effetti collaterali del power play che stava perpetrando il Diaz. Prende la mira, non sbaglia Di Domenico. 7-3 dell'Ardea, che adesso torna sopra il D4. Salguero, non c'è tempo per altri calcoli, cerca il mancino. C'è una deviazione, dunque corner. Tocca a Iodice cercare di giocare il pallone con Salguero. Dell'Olio, passa Dell'Olio e poi ancora una volta il rinvio che quasi non si trasforma in un tiro verso la porta di Musilli. Sospiro di sollievo per il Diaz, che adesso deve scavalcare ancora la metà campo. Cerca il destro Dell'Olio, raso terra, risponde pronto Di Domenico e poi Salguero. Tre quarti di difesa dalla Ardea. Dell'Olio, manovra con Salguero, verticale, offerta sull'out di destra da Lovino. Eccolo servito, Lovino verso il centro, pallone fuori misura. Ora direttamente verso la porta, traversa, colpita da Tatu Mirak con il Diaz, che qui ha come omesso il rientro verso i pali del portiere di Ciaula, o quantomeno lo ha ritardato quasi drasticamente, perché per poco Tatu Mirak non poneva a 5 le distanze, le lunghezze di distanza. Occasione ancora una volta box to box per l'Ardea con l'ucraino. Dell'Olio sposta, calcia col mancino, c'è la barriera di Jader Fornari. E dunque corner con tanto di time out per la panchina dei pugliesi. Mister Giuseppe Di Chiano, che richiama a sé i suoi per centellinare le tattiche del power play. Che poco fa ha sancito un po' l'indietreggiamento dei biancorossi, quest'oggi in maglia blu scuro, perché dagli sviluppi di una transizione in superiorità numerica poi Di Domenico si è rivelato abilissimo nel centrare il bersaglio dalla propria porta di riferimento e far tornare sul 7-3 l'Ardea, che non ne vuole sapere di prestare il fianco, specie adesso che il traguardo sembrerebbe essere, se non a portata di mano, quantomeno scorgibile dai laziali. Tanto corner dopo il tempo destinato al minuto tecnico va a battere De Cillis. Dell'Olio appoggia da Iodice. Dell'Olio ancora da Iodice. Salguero scambia con Dell'Olio passando da Iodice, poi pisata all'indietro sullo stesso di Dell'Olio. Iodice ancora una volta in surplus, prova a orientare di nuovo verso l'out di destra occupata dall'attuale calciatore che veste la casacca del quinto di movimento. Scambiano ancora i due. Iodice va da Dell'Olio, spazio per il mancino di Dell'Olio, diventa un assist sul secondo palo, è arrivato Sasso che deposita da posizione
piuttosto difficile, e comunque il Diaz fa 7-4 con la puntilla del numero 29, abbastanza riflessivo, mi verrebbe da dire, abbastanza istintivo in questa situazione, perché la palla sbuca solamente per l'ultimo momento e poi l'ha messa però dentro da posizione anche piuttosto difficile. Grande gol da parte di Roberto Sasso. Adesso Salguero lascia sul posto Esposito e poi apre per la verticale. Grande palla dentro da parte di Sasso. C'è l'intercetto di Musilli. Cosa ha fatto Salguero lì con Esposito, che ha visto le stelline in questa situazione, dopo la solita giocata un po' a accarezzare quel pallone, praticamente mettendolo sottoterra, perché lo nasconde davvero con una semplicità incredibile. Intanto Tatumirak sul secondo pallone che sbuca dopo il tackle, non inquadra i pali per fortuna del Diaz. Ora rischia Jodic sulla linea, deve liberare in qualche modo Salguero, che poi lo fa con De Cilis. Attenzione perché ha scavalcato il fronte il Diaz. Riparte Sasso, vediamo se fa ossigenare i suoi per ricomporsi in virtù del quinto di movimento. Salguero in nonchalance sposta e poi calcia col mancino. Salguero, una forza della natura, il numero 11. Poi proteste da parte della panchina pugliese per quel che dovrebbe essere stato un tocco in occasione di questo sinistro. Non è così per la direzione arbitrale, si prende il giallo nel mentre il mister Giuseppe Di Chiano. Perché sarà rimessa dal fondo in mano a Di Domenico. L'invio da Tatumirak, incolla il pallone a terra. Tatumirak poi prova a guadagnare corner, non è così secondo il direttore di gara lì vicino. Salguero quindi guadagna il massimo, ovvero la rimessa dal fondo che ha già battuto Di Ciaula. Il pallone filtra e poi Sasso non riesce a dribblare in ultima istanza Di Domenico. Silveri si accompagna al guadagno della rimessa con i piedi. Tatumirak sposta e calcia col sinistro, poche pretese per l'ucraino, che ha trovato più fortuna quest'oggi in occasione di quello che era stato il gol del 5-1. Un po' una sorta di spada di Damocle sul Diaz probabilmente in quel momento, perché è arrivato praticamente a 10 secondi dal gol di Lovino che aveva fatto 4-1. Adesso comunque i pugliesi sono sotto di 3 a 5 e 10 dalla fine. Dell'Olio cerca il pertugio, poi Jader Fornari che non inquadra i pali da posizione defilata e soprattutto chilometrica. Difficile l'esecuzione per Fornari, che comunque ha provato ad affidarsi a tutto il proprio bagaglio in self confident. Qui intanto ancora Sasso a presidiare il secondo palo e a trovare l'angolazione giusta per mettere dentro di prima, praticamente calpestando la linea del fondo campo. Altro gol col power play, altro gol di Sasso. 5-7 e adesso saranno 4 minuti e 52 da Montagne Russe per questa prima semifinale della Coppa Italia Serie B, perché il Diaz è sotto di 2 e non è mai stata così vicina all'Ardea, a parte ovviamente il doppio vantaggio che aveva maturato
fino al 2-0 con Fornari nel primo tempo la formazione laziale. Doppietta per Sasso che lascia ancora una volta Di Pietra, in quel caso Di Domenico. Difficile lettura quella situazione perpetuata fino al secondo palo dal Diaz per l'Ardea, che infatti ha fatto fatica nelle ultime due situazioni a contenere (7-5) e time out che era stato chiamato da mister Masci con l'Ardea che adesso guadagna calcio di punizione. Spinta plateale dello stesso Sasso, protagonista degli ultimi due centri di matrice pugliese ai danni di Fornari. Fornari sul punto di battuta. C'è il rinvio di Di Domenico, deviazione di Tatumirak. Salguero prova nel traffico a divincolarsi, alla fine guadagna calcio di punizione e fa chiaramente gesto di volersi incaricare lui della battuta di questa. Lo spagnolo davvero dotato di quell'estro tutto mancino che potrebbe concausare da un momento all'altro delle difficoltà per il diretto avversario. In questo caso erano stati addirittura in 3 ad accerchiarlo. Adesso va Salguero col sinistro, tiene raso terra, la conclusione sbatte però contro Capitan Jader Fornari, che quindi destina la sfera in rimessa con i piedi sempre per il Diaz. Salguero rischia tantissimo, Salguero, e poi Fornari che tocca tanto quanto basta per andarsi a prendere l'abbraccio ideale del proprio pubblico, che sta proprio lì davanti a lui, come sta proprio lì davanti a lui anche la finalissima 8-5 dell'Ardea con la tripletta di Jader Fornari. Strappa il pallone e poi lo calibra tanto quanto basta per farlo scorrere fino al rinnovato +3. Gol importantissimo di Jader Fornari, che prima di questa competizione tra 16esimi e ottavi in Coppa ne aveva fatti altri 3, con oggi siamo a 6, ci sono stati di mezzo anche i quarti e dunque, avendone segnati 2 anche ai quarti, fanno 8 nella competizione più i 40 del campionato. Insomma, siamo vicini alle nozze d'oro per quanto riguarda il numero delle marcature per Jader Fornari, visto e considerato che c'è anche molto probabilmente un'altra gara. Diciamo che il brasiliano potrebbe naturalmente andare a convoglio forse nell'occasione migliore possibile, ma c'è ancora tanto tempo perché mancano 3 minuti e 55 secondi e l'Ardea è sopra di 3, è vero, ma il Diaz ha già creato qualche suggestione all'inerzia di questo match
partendo da risultati molto più sconfortanti, perché i pugliesi sono stati addirittura sotto di 5 per un dato periodo in questo match dopo il gol di Silveri. Ora Musilli, pallone che rimbalza, Salguero si prende qualche rischio, ma naturalmente il pallone difficilmente non viene mantenuto sotto la sua effigie. Un giocatore veramente molto strutturato, Salguero, quando in possesso di quella sfera. Salguero sposta fino a Musilli, adesso è lui il malcapitato che deve andare a leggere le sue giocate. Ha girato per Pedone che appoggia su De Cillis, via di quinto uomo per il Diaz. Salguero sposta dal lato di Dell'Olio che ritorna sui propri passi e serve lo spagnolo. De Cillis cerca la puntata, è un Diaz che quando trova il vertice più alto crea sempre qualcosa, e dunque il quinto di movimento è davvero ben fatto in casa pugliese. Salguero appoggia da Dell'Olio, cerca l'intercetto Musilli, poi Tatomira che non riesce ad arrivare su questo pallone. Salguero lo nasconde a Fornari, verticalizzazione fino a De Cillis di Domenico, e poi Fornari che cerca l'appoggio ma non trova questa volta la possibilità di andare verso la porta. Mancino fino al secondo palo, De Cillis 6-8 con la firma di De Cillis a 1,53 dal termine. Vediamo se fa traballare ancora il palazzo il Diaz, che torna sotto di 2 ancora una volta con il pallone che spiove praticamente come se fosse messo lì col telecomando sul secondo palo. Stavolta è De Cillis che accorcia. De Cillis stesso, spalle alla porta, c'è Giuliani che non lascia libero arbitrio al numero 9, lo induce nell'errore, anche se poi alla fine guadagna la rimessa dal fondo il Diaz. Sasso appoggia da Salguero che poi cerca il prolungamento sulla banda con la pisata all'indietro. Il pallone scorre in rimessa, indietreggia l'Ardea per consentire a Di Domenico di avere più visione rispetto al campo e rinviare lungo. Adesso Salguero si inventa un pallone telecomandato dall'altra parte e forse Sasso spreca il possibile jolly per davvero incendiare questo finale di gara. Aveva visto con la coda dell'occhio quella corsia a Salguero e poi era arrivato praticamente con i tempi anche giusti. Sasso, adesso De Cillis prova a lasciare lì Di Domenico, il pallone torna buono e poi Di Domenico rinviene su questo, riesce a giocare con Fornari che cerca il dribbling su Salguero, calcio di punizione. E Salguero anche molto sportivamente avvalora l'idea, la scelta, la decisione arbitrale, perché se n'era andato Jader Fornari e diciamo che tra le frange dell'agonismo che sta piegando i volti delle due squadre può anche starci quello di lasciarsi un po' andare per un piccolo momento e commettere fallo su un avversario. Poi in questo caso Salguero, fondamentalmente preso dalla transagonistica, aveva anche provato a insperare nel non ricevere il fischio contro, poi ha ammesso comunque la propria colpa di fatto dopo l'intervento della sezione arbitrale. Bello lo scontro, bella la sfida fra Salguero e Jader Fornari, due naturalmente dei migliori in campo da una parte e dall'altra.
l'incisività del brasiliano e le fiammate dello spagnolo hanno scandito a lungo questo match. Tatumirak prova ad allargare dall'altra parte, ma Giuliani in questo caso aveva compiuto un movimento più in profondità. E allora con 40 secondi il Diaz sta provando con tutto se stesso a spaccare il minuto. Salguero cerca il dribbling, Salguero la perde e poi Jader Fornari stavolta non inquadra lo specchio da posizione centrale. Il pallone si spegne, occasione per chiuderla ufficialmente che va in fumo. Adesso vediamo come gestisce il pallone l'Ardea alla stragrande, perché Tatumirak serve Fornari, tripletta per Jader Fornari. Gioco, partita e incontro per l'Ardea che torna sopra di 3 e stacca il pass per la finalissima di domani a Iesi. È poker per il brasiliano che si prende sulle spalle i suoi e li trascina virtualmente al Palatricoli. L'Ardea va di nuovo sopra di 3 lunghezze con l'ennesimo sigillo del suo antesignano, del brasiliano, del suo massimo esponente, e finisce qui. L'Ardea batte 9-5, 9-6 il Diaz e stacca il pass per la finalissima di Iesi che si giocherà domani, semifinale avvincente a dire poco. 15 gol tra le due i pugliesi che devono fermarsi ancora una volta in una semifinale dopo l'anno scorso, avendo comunque gettato a più riprese il cuore oltre l'ostacolo nell'arco di questo match davvero contenitore di una sequenza di reti infinite. Ha valso molto il 4-0 iniziale con cui l'Ardea aveva preso un po' il volo, poi però si era arrivati nel trambusto generale addirittura fino al 6-8 con 2 minuti da giocare, ma alla fine sono i laziali a staccare il pass con il poker di un gigantesco Jader Fornari che si è preso sulle spalle l'intera formazione guidata da Gabriele Masci e l'ha trascinata alla finale di domani al Palatricoli di Iesi per la prima semifinale della Coppa Italia Serie B. È stato tutto, ma davvero tutto, qui dal Pala Carneroli. Un saluto da parte di Samuel Miani